ieri avevamo dato notizia di quanto oramai si vocifera a Castion di Zoppola, con anche sui social è stato postato che proprio a Castion di Zoppola, nella casa Mistruzzi, sarebbero stati ospitati, abbiamo detto, ospitati dei clandestini, alias migranti, alias profughi. Abbiamo detto se è vero o non è vero, la domanda abbiamo fatto. Non ci ha risposto, avevamo rivolto la domanda al sindaco Francesca Papais, forse impegnata in situazioni istituzionali molto più importanti dell'accoglimento o meno dei profughi, alias clandestini, alias profughi a Castion di Zoppola. Ci ha scritto invece, anzi mi ha inviato una nota Angelo Masotti da Zoppola. Mi riferivo, e aveva parlato alle sparate di Grillo, sulle bufale o post verità giornalistiche come quella sui profughi della casa Mistruzzi di Castion. Ma chi gliel'ha venduta? A me non me l'ha venduta nessuno. Certo che se anche voi, invece di chiudervi nelle stanze, cominciate a camminare per Castion di Zoppola e percepite nei bar e chiedete alle persone, c'era insomma un tam tam che andava ad affermare che in questa casa Mistruzzi sarebbero arrivati i profughi, alias clandestini, alias migranti, e quindi anche sui social. Quindi abbiamo posto una domanda ufficialmente al sindaco Papais, e lei invece ci dice che in questa casa Mistruzzi di Castion troveranno sede alcune associazioni locali, compresa la Onlus dei Burkinabè, immagino Burkina Faso, Burkinabè, che non sono né clandestini né terroristi. Vabbè, questo lo dice lei e noi ci crediamo. A quando un bel dibattito sullo stato dell'informazione in questo sgangherato paese? Cosa vuole? E di dibattiti se ne stanno facendo anche troppi, come tante commissioni. Guardi che bella questa informazione che le do ora. Le sembra normale difendere tanto questa immigrazione sfrenata quando un poliziotto, Mario Vece, artificiere della Polizia di Stato, intervenuto a Firenze per disinnescare un pacco bomba collocato nei pressi di una libreria vicino a un movimento di destra, Casa Pound, nell'esplosione dell'ordigno perdeva una mano e rischia di perdere un occhio. Mario Vece ha moglie e 2 figli piccoli a carico, con uno stipendio di circa 1.500 euro al mese, secondo notizie largamente riportate da quasi tutti gli organi di informazione. È costretto a pagare di tasca sua la protesi per sostituire la mano sinistra persa a causa dell'esplosione. È normale tutto questo? Ma ditemi, è normale tutto questo? L'ho detto prima, sono io pazzo o ci sono teste a spigolo che vivono grazie anche a questi uomini? Perché altrimenti, se non avessero le scorte, sarebbero già stati impiccati lungo le vie romane? Punto di domanda. Raffaele Padrone, lei è vice segretario generale dell'UGL Polizia. Come può accadere? È normale? Voi non avete assicurazioni, non avete nulla? No, guardi direttore e telespettatori, io ho visto sui siti, sul web, da tutte le parti, ho visto scandalizzarsi, tanta gente che si è scandalizzata di questa cosa. Ma noi come UGL Polizia, io da qua, colleghi dal Veneto, dove c'è un'attività maggiore dell'UGL Polizia, abbiamo ripetuto 1000 volte che manca una tutela sanitaria, così come manca quella tutela legale. Quindi, direttore, cosa succede? Che questo collega pare, le do anche questa notizia, pare che il capo della polizia sia intervenuto dopo tutto questo fracasso, pare che anticipi i soldi per questa situazione, per questo collega. Ma non è questo il problema di questo episodio, ci sono tanti altri colleghi che hanno perso anche la vita. Cosa succede? Cercherò di essere breve. Se un collega si fa male in servizio, oggi come oggi, direttore, va all'ospedale, non è che le cure gli vengono pagate, perché non abbiamo un'assicurazione del nostro datore di lavoro, che è il Dipartimento, e non lo Stato, come qualcuno scrive. Poi vi spiego perché non lo Stato. Quindi cosa succede? Tu vai all'ospedale, fai le tue cure, poi cosa succede? Che chiederai un equo indennizzo che, guarda caso, siamo oggi come oggi in ritardo di 8-9 anni.
Quindi quei soldi dell'ospedale, delle visite mediche, queste cose, ritorneranno al dipendente dimezzate chiaramente con tutto quello che ci va, tasse, forse, ma arriverà con 8-9 anni di ritardo un'aliquota che è questa famosa ecoindennizzo per chi ha fatto un po' il militare, ma comunque queste spese mediche. Cosa succede? Con un altro tipo di istituto poi questo collega sarà premiato, avrà un avanzamento di grado, forse lo troveremo a lavorare, mi auguro, presso qualche centralino del dipartimento, dalla questura, sarà assunto, sarà inserito quelle persone che hanno anche il cosiddetto status di persona vittime del dovere, quindi percepirà una pensione, ma percepirà una pensione, non percepisce domani mattina una pensione. Poi per quanto riguarda il discorso dello Stato che non interviene, perché noi, la nostra politica, i nostri politicanti non fanno nulla per cambiare le cose che abbiamo chiesto noi. Proprio oggi, grazie al giornale, è uscita questa polemica, ma quante volte l'ho detto da questa parte? Quante volte l'abbiamo detto da questa piccola televisione, che non è piccola perché la guardano fino a Bologna, ci guardano. E allora abbiamo detto questa cosa, ci manca anche la tutela sanitaria. Io ho chiesto ad esempio che venissero pagati ai vaccini per i poliziotti. È chiaro che abbiamo a che fare ormai con persone di tutte le razze. Ha detto bene, piccola, non intesa come piccola come piccola rispetto alla grandi TV nazionali che si riempiono la bocca, clandestini ogni sera, ma di queste cose qua non ha mai parlato. Mai. E soprattutto, direttore, io sono abituato ad andare nelle TV nazionali, non ti lasciano neanche parlare, glielo dico io, non ti lasciano neanche parlare, c'hai non quei minuti, magari ti danno l'ora, ma non ti danno la possibilità di dire quello che vuoi. Perché tagliano. Allora, quindi adesso il collega, molto probabilmente con questo Cancà gli dico questa cosa. Il giornale nuovo avrà tramite gli uffici, sarà sicuramente il giornale tramite il suo direttore ha fatto sapere che si farà carico di tutte le spese mediche, protesi anche adesso il capo della polizia è intervenuto questo pomeriggio sull'argomento e quindi ci sarà questa cosa. E volevo dire, non lo Stato, sa perché? Perché per lo Stato noi veniamo pagati non come le signorine che vanno a fare le croceressine e poi dobbiamo portarcele a casa e dobbiamo pagare noi tutti, Stato, ecco. Se viene riconosciuto che quell'attentato è un attentato terroristico, allora subentra lo Stato, ma sempre su richiesta. Grazie, cosa incredibile. Grazie ovviamente Raffaele Padrone, vice segretario nazionale dell'UGL Polizia. Allora, parliamo sempre di